Parità nel recupero tra Procalcio Tor Sapienza e Pro Roma. Al Castelli è 2-2 per il girone C Under 15 Elite. Ai gol di Nitti e Morino rispondono nel secondo tempo Pagnozzi prima e D'Ambrogi poi. Prima occasione per gli ospiti dopo soli 4 minuti di gioco. Pro Roma che passa in vantaggio all'11° minuto. Calcio di punizione di Nitti sul quale il portiere di casa non può arrivare. Destro è 0-1. Giallorossi che raddoppiano subito al 19° errore difensivo da parte dei padroni di casa. Gli ospiti ne approfittano e sulla ribattuta è Morino che non può sbagliare. 2-0 per il Pro Roma. Procalcio Tor Sapienza che trova un calcio di rigore al minuto numero 28 della prima frazione di gioco. Dal dischetto va Federico, il quale calcia alto sopra la traversa. Ultima vera occasione del primo tempo con Posati su calcio di punizione. Sfera bassa e facile preda per il portiere ospite. La ripresa padroni di casa che partono a 1000 De Felice da fuori area calcia largo. Poi all'8° su un tiro cross ancora Posati a provare la conclusione. Sfera che termina larga. Ancora Procalcio Tor Sapienza qualche istante dopo con il 2-1 siglato da Pagnozzi al 17° che riapre il match. 1-2 che porta al pareggio perché al 21° D'Ambrogi da distanza ravvicinato dopo un tu per tu non sbaglia. Al 22° è 2-2. Finale con occasione ancora per il Procalcio Tor Sapienza con Pagnozzi al 28° che prova a tentare la conclusione dopo il cross da parte del compagno. Sfera che termina tra le braccia del portiere ospite e match che praticamente termina qui.